Grazie. Beh, la volta scorsa parlavo senza leggere e non avevo il bastone, ma purtroppo gli anni passano. Avevo preparato una noticina di una decina di minuti, ma i tempi stringono e ho dovuto brutalmente tagliare, per cui mi scuso. Sono comunque particolarmente orgoglioso e commosso in questa occasione. Per età e memoria storica ho seguito dal suo inizio la vicenda di DV, un'esperienza significativa non solo per noi, ma anche per l'intera vita pubblica italiana. La prima volta che ci siamo trovati a San Sepolcro era il 98, se non sbaglio, 300 persone di diversa provenienza e diversi orientamenti e mentalità hanno dato origine a un movimento che ha cambiato il mondo politico di tutti e le prospettive di molti. Nella mia attività di sondaggista mi sono occupato di studiare l'evoluzione dell'opinione pubblica ben prima del referendum Segni del 91. In più di 30 anni ho visto la società italiana mutare profondamente, polarizzandosi fra aumento dell'astensione, il primo partito alle recenti politiche, e la richiesta di cambiamento spesso poco pensata e da realizzare a tutti i costi. In mezzo ci stanno tutti gli altri, gli uomini e le donne di buona volontà. Le strategie per coinvolgerli mi sembrano almeno due. Oggi la nostra presenza deve radicarsi sul territorio, con i suoi contenuti negativi, l'esempio della Lega è illuminante. E perché non tenerne conto? I cittadini e le cittadine che hanno voglia e bisogno di persone attive in politica con onestà ed efficacia devono conoscere e trovarseli vicini, soprattutto quando si occupano del benessere di tutti e non fanno solo parte di quella casta che gode di tanto discredito, sia nel mondo politico del governo locale, sia in quello più ampio delle istituzioni nazionali. Per questo abbiamo il compito importante di farci vedere e di far vedere che ci siamo. Su che cosa ci impegniamo, su che cosa ci battiamo come un tempo per quelli che da sempre sono i nostri valori e che siamo stati fra i primi a rivendicare. Senza contatto con la gente rischiamo di restare Don Chisciotti isolati, mentre è sempre più importante che i cittadini e le cittadine si impegnino nelle battaglie civili, oggi più che mai indispensabili. Un altro obiettivo che deve informare la nostra azione è lo spirito unitario. Non significa certo unanimità a tutti i prezzi e a tutti i costi, ma richiede serene e leali discussioni sui punti fondamentali dell'azione del partito, alla fine delle quali non il compromesso negativo, ma l'accordo deve diventare valore dominante. Credo che richieda a tutti sia un passo indietro sulle troppo spesso granitiche convinzioni personali, sia un passo avanti per condividerle e proporle. Consapevolezza e orgoglio per i nostri valori e per la nostra storia, a cominciare dall'apporto irrinunciabile di Antonio Di Pietro, radicamento sul territorio, spirito unitario, anche al di sopra delle divergenze personali, attenzione per le nuove esigenze della società italiana, da quelle dei giovani a quelle del lavoro. Sono gli obiettivi
che devono determinare oggi più che mai il nostro modo di operare. Il mio auspicio, direi quasi il mio desiderio, è che l'incontro fra l'esperienza della vecchia guardia, della quale faccio parte, e l'apporto di forze nuove e giovani possa dare i frutti migliori per il partito e per la società italiana. Auguro a tutti i partecipanti la migliore riuscita dei lavori. Grazie.